A Portogruaro sit-in davanti all'ospedale per chiedere di ripristinare il punto nascite, sospeso da 10 mesi. Raccolte oltre 1000 firme. A Portogruaro sit-in davanti all'ospedale per chiedere di ripristinare il punto nascite sospeso da 10 mesi, raccolte oltre 1000 firme. I vertici sanitari promettono di nominare un primario entro fine maggio. Sentiamo. Più di 1000 firme raccolte e una scadenza ufficiale fissata dai vertici dell'ULSS 10, il 26 maggio. In quella data sarà scelto il primario, quindi obiettivo finale riaprire il punto nascite dell'ospedale di Portogruaro, congelato ormai da 10 mesi. Le future mamme con un sit-in chiedono alla politica di fare in fretta, superando difficoltà burocratiche e rivedendo le scelte sul futuro della sanità veneta. Il Ministero chiede almeno 500 nati all'anno per ridare il servizio. In passato a Portogruaro si era arrivati a 700. È stata determinata la data dell'espletamento del concorso il 26 maggio, quindi adesso dal 26 maggio in poi attendiamo che la riapertura segua un percorso, una programmazione veloce e effettiva. Intanto in questi 10 mesi ha chiuso anche il punto nascite di Lattisana. 3 concorsi per il ruolo di primario sono stati annullati. Le neomamme sono state costrette così a rivolgersi ad altre strutture, compresi gli ospedali del Friuli, con un aumento dei costi per il Veneto. Oggi l'ospedale di San Vito al Tagliamento è vicino al collasso. Un intasamento di ospedali come San Vito, dove ci sono delle mamme, nostre compagne di comitato, di avventura, che devono col pancione a 39-40 settimane devono aspettare in piedi perché non c'è posto per far sedere queste mamme. Molte mamme del portogruarese si rivolgono ad ospedali del Friuli. I comitati rimarranno attivi fino all'effettiva apertura del punto nascite. Non solo, i cittadini vogliono anche investimenti per la procreazione assistita e altri servizi. Manca il personale medico, ma anche penso una seria programmazione di investimenti che rendano il punto nascite attrattivo. Mi riferisco in particolare ai servizi di anestesia, quindi all'epidurale, e anche a degli investimenti che in altre strutture ci sono, come il parto in acqua. Dai sindaci del territorio, quasi tutti favorevoli alla riapertura, arriva anche una provocazione per Stato e Regione. Cerchiamo di fare uno scatto d'orgoglio anche in questi termini, cioè se funzionano i servizi lasciamoli sul territorio, non prendiamo ansia alle mamme, ansia ai pazienti, ansia ai familiari eccetera, dicendo su una logica di accentramento perché ci sono sprechi. Ma dove sono gli sprechi? Sono qua da noi? Se sì allora ditelo, ma se non ci sono manteniamo i nostri servizi.